Allora, iniziamo. Innanzitutto un ringraziamento a tutti voi che siete qua questa sera con noi. Un secondo ringraziamento ai collaboratori del Comitato di Castelfranco che si sono prodigati sia per organizzare questo evento e che tutte le domeniche, i sabati, le sere, le riunioni, eccetera, sono attivi, diciamo, per il nostro movimento. Poi un ringraziamento all'Avvocato di Stato Alfonso, che è il coordinatore regionale di Fare, l'Alessandra Pegorer, che è un candidato alla Camera, poi il nostro candidato al Senato per Giovanni Toniolo e il professor De Nicola, che è il nostro ospite particolare. Allora, io sono Claudio Bottos e sono responsabile del Comitato di Castelfranco. Rubo 3 minuti prima di passare la parola a Alfonso Di Stasio, spiegando un po' qual è stato un percorso anche mio in tutta questa storia e diciamo, il percorso soprattutto degli ultimi 3 anni. Io nel 2009, 2010, inizio 2011 mi trovavo spaesato sotto il profilo politico e onestamente pensavo di votare Grillo perché la politica attuale non dava risposte, perché sono i soliti motivi, quindi non c'era un'alternativa. E quindi qual era l'unico motivo che sentivo dentro di me? Quello di dare una spallata alla situazione attuale, quindi dico come facciamo per dare una spallata? L'unico che in questo caso poteva darla era ovviamente Grillo, quindi diciamo la mia simpatia è andata lì. Dopodiché il 18 aprile ho fatto questo lavoro proprio ieri sera, sono andato a vedermi anche un paio di date perché ho detto voglio capire come vola il tempo, purtroppo guardandomi allo specchio dei miei capelli bianchi. Il 18 aprile 2011 mi sono iscritto a Italia Futura, voi sapete il movimento di Montezemolo. Perché? Perché c'era la possibilità di avere una proposta un po' diversa, quindi anche costruttiva. E a giugno del 2011 c'è stato l'osservatorio a Roma sulla politica e quindi mi sono dato da fare, mi sono sentito effettivamente, cominciavo a sentirmi impegnato perché dico forse c'è un'alternativa. E poi voi sapete tutto il discorso luglio-agosto, il patatrac dello spread e così via. Il 22 novembre 2011, prima dell'insediamento di Monti, ho fatto una cosa e ho trovato una roba, almeno ho detto potevano togliere questa, c'è ancora la pubblicazione, se andate su internet nel sito di Italia Futura, e vi voglio leggere questa piccola frase che è molto interessante per dimostrare poi alla fine qual è stato il percorso che è stato fatto da questo movimento. E dice: per questo l'illusione degli attuali partiti di sopravvivere come se niente fosse, tornando prima o poi ad offrire agli italiani le stesse ricette che hanno provocato il disastro, è destinata ad essere smentita dai fatti. Oggi più che mai è questa la vera sfida nella quale si giocherà la capacità italiana di uscire dall'emergenza. Fin dalla sua nascita Italia Futura si è impegnata a sollecitare la società civile e a spingere la politica in questa direzione. Quindi caro Montezemolo, abbiamo visto che fine ha fatto, abbiamo visto l'ultimo accordo, perché poi l'evoluzione qual è stata? Se andiamo a guardare, e anche la mia evoluzione è stata quella che il 28 luglio 2012, se ricordate il manifesto, dico bene, il manifesto di 28 luglio di fermare il declino, io il 30 luglio l'ho firmato e se andate a vedere tantissimi di Italia Futura, quasi tutti i vertici di Italia Futura hanno sottoscritto il manifesto, Irene Tinagli e così via, e Diego Bottacini eccetera. E quindi io ho detto questa volta facciamo una bella cosa, perché finalmente io pensavo che le due strade in qualche modo si unissero e ci fosse qualcosa di positivo. E invece a novembre 2012 c'è stato il famoso annuncio di verso la Terza Repubblica, e lì quando ho visto che Italia Futura con la Terza Repubblica imbarcava la CISM, imbarcava Sant'Egidio e così via, e c'erano gli accordi perché doveva presentarsi all'incontro anche, dove ho detto starà seduto in prima fila, non fare interventi o fini o casini, ho detto qui è fatta. Siamo ormai ai giorni nostri perché l'8 dicembre nasce il partito Fare, quindi è stato presentato ufficialmente, e io il 12 dicembre sono andato a dirlo all'assemblea di Italia Futura, perché poi nel frattempo
ho fatto qualcosa, mi sono dato da fare, partecipavo ai gruppi e ho detto di fronte a Bottaccini, di fronte a Damiani, di fronte a tutto il gruppo dirigente: cari signori, io vi lascio perché io credo nel manifesto di fare per fermare il declino e in voi non credo più. Poi in quel momento ho detto: fare un'operazione con imbarcare fine casini vuol dire ritornare alla stessa situazione in cui ci siamo. Io volevo che cambiasse qualcosa, non è cambiato nulla, siamo nella stessa situazione. E allora ho detto: mi do da fare con fare per fermare il declino, anche perché il manifesto l'ho firmato, voi ogni tanto lo vedete scorrere qua, la sintesi, ma se andate nel sito, chi è andato nel sito trova le schede dettagliate di quello che è, di quelle che sono le soluzioni, perché cos'è che condividiamo noi sostanzialmente? Io personalmente di Grillo condividiamo il fatto che, come lui, noi abbiamo gente che non è legata ai vecchi partiti, quindi gente nuova. Abbiamo la volontà di cambiare e di mandare a casa chi ovviamente non ha fatto quello che ha promesso per 20 anni, destra, sinistra, centro, chiunque di questi, e quindi la voglia di fare qualcosa, ma non basta distruggere, quindi in questo siamo d'accordo, però poi noi abbiamo una proposta, noi siamo propositivi, noi diciamo quali sono le soluzioni, ma non diciamo solamente così, le diciamo con i numeri, perché se voi andate a vedere nel dettaglio ci sono tutte le tabelle di come noi pensiamo di sistemare, di sanare la situazione. Non voglio rubare altro tempo, chiudo prima di dare la parola ad Alfonso, due cose. Un'equazione che mi piace citare, che è fare uguale crescita. Perché? Perché noi di fare diciamo meno tasse, meno spesa, meno debito. Per fare la crescita ci vogliono più investimenti, ci vogliono più consumi e ovviamente questo mette in circolo il più lavoro. Quindi fare uguale crescita. Poi chiudo con un motto, per chi mi conosce anche per motivi di lavoro sa che è una cosa su cui io batto da sempre, che dice: non puoi migliorare quello che non puoi misurare. Ecco, in questo noi siamo diversi. Perché? Perché noi come movimento puntiamo alla meritocrazia e non solo, ma ci facciamo misurare, perché avete visto sabato all'Antimiti di Milano sono stati presentati le 10 personalità che controlleranno quello che è il programma di fare, quindi ecco, noi ci facciamo misurare, proprio perché non puoi migliorare quello che non puoi misurare. Lascio la parola ad Alfonso e grazie. Solo 2 minuti, vorrei presentarvi i candidati che sono presenti: Alessandra Pregorera alla Camera, Luigi Grillo alla Camera, Pier Giovanni Toniolo al Senato. Altri candidati della provincia di Treviso non sono dei birichini, per cui non sono venuti questa sera. In realtà l'attivismo del nostro movimento in provincia di Treviso è tale per cui contemporaneamente alla serata odierna ci sono altri eventi, altri 2 che mi vengono in mente, poi sicuramente ce ne sono tanti altri che hanno tenuto impegnati e coinvolti gli altri candidati che appunto si sono distribuiti nella provincia di Treviso. Il nostro movimento nasce dall'esigenza di trasformare il fare politica, la politica in un servizio. Fino ad oggi non è stato così e tutte le persone che oggi si candidano e che saranno elette in Parlamento vogliono dare proprio questa idea e vogliono attuare questo spirito, cioè quello di dare un servizio al Paese per uscire dalla crisi in cui è coinvolto e per risolvere i tanti problemi che ci affliggono. Per questo abbiamo stabilito alcune regole per cui non potranno esserci più di 2 mandati, ci saranno incompatibilità di cariche tra quelle istituzionali e quelle di partito. Ma la vera novità non è solo quella, ma questa di cui vi ho parlato, ma è anche quella per cui il nostro movimento neonato, dicevo qualcuno poco fa, neonato da poco più di 2 mesi, come diceva Claudio, l'8 dicembre, attorno a un programma scritto dai fondatori, e uno di questi fondatori è appunto Alessandro De Nicola, che è ospite nostro questa sera, e attorno al quale nell'arco di questi 2 mesi si è costruito un consenso veramente incredibile, un consenso molto esteso, che ci ha colto molto impreparati favorevolmente e che speriamo ci porti ad un successo. Inizia qui per noi un lungo cammino attorno a questo programma, a questa idea della politica
che deve portarci molto lontano anche a trasformare tutto il Paese e a trasformare la politica che fino adesso ha rovinato questo Paese. 2 parole di saluto da Alessandra Pecorella, poi sentiamo Alessandro Vitti. Buonasera anche da parte mia, come diceva Alfonso, anch'io mi trovo candidata partendo da un percorso per cui avevo letto il manifesto e sapevo allora per chi votare, e poi l'avventura è proseguita. Prima di lasciare la parola a uno dei fondatori, appunto all'avvocato Alessandro De Nicola, sottolineo 2 cose che sono la crisi enorme in cui ci troviamo, crisi che tutti viviamo, perché nel bene o nel male, chi più chi meno, la stiamo vivendo. E quello che mi ha così sconvolto un po' è che mentre il programma di Fare per fermare il declino era già completo a luglio, quello degli altri partiti si sta evolvendo via via, come se ci fosse una moda del momento. Penso ad esempio alla questione del PD che ha proposto di pagare i debiti delle aziende. La mia provenienza è aziendale, non avendo mai fatto politica, quindi il mio occhio, attenzione, è lì. Il PD propone di ripagare i crediti delle aziende, appunto, nei confronti della pubblica amministrazione intorno agli 80-100 miliardi, non si sa bene perché non è quantificato, con nuovo debito, cioè emettendo dei titoli di Stato. E questo è già la prima cosa che sarebbe, diciamo, un assurdo per il nostro movimento. Altresì però anche la destra propone di ritornare l'IMU, anche lì andando a pescare soldi nostri, in quel caso tramite la Cassa Depositi e Prestiti. Infine Grillo fa pura fantascienza dicendo che tutti ci aspettiamo un reddito di cittadinanza, ossia un reddito garantito sia a chi non lavora che a chi lavora, con quali soldi non si sa. Allora, tutti questi esempi per dire che la politica che noi abbiamo vissuto appunto in questi anni è assolutamente incapace, forse ci sono anche altri aggettivi che potremmo usare perché non è solo incapacità, incapace di risolvere i problemi che abbiamo. Uno dei primi punti che Fermare il declino propone è quello, se lo compariamo ad un esempio familiare, è in una famiglia che magari ha guadagnato bei soldi, si è comprata 2 case, ha fatto 2 figli, li ha mandati all'università, poi comincia ad avere problemi, il marito perde il lavoro, uno dice beh ma cosa ci facciamo con 2 case? Magari ne vendiamo una, allora mette in vendita una casa e con quell'extragettito che gli arriva può magari chiudere il mutuo che ha e quindi pagare meno spese. Poi può tagliare le spese che ha effettivamente, ma non in modo lineare perché così brutalizza tutto quello che succede, né tanto vale tagliare la spesa di istruzione dei propri figli, ma magari razionalizza le spese, perché invece di andare a fare spese assurde comincia a tagliare quelle più inutili o a creare le spese, un centro di costi diciamo migliore. Ecco, questo esempio che ho banalizzato è una sintesi diciamo, dei 3 punti che adesso magari Alessandro naturalmente ci spiegherà in modo dettagliato, e però vorrei chiudere anche, visto che spesso leggo che il voto dato dai partiti più piccoli è un voto inutile, allora io mi sono tagliata una pagina di un giornale economico che cita il malaffare dei partiti che ci sono nel nostro Parlamento e cita il PDL appunto con Ruby, Mediaset e Unipol, ex AN con Tangenti per comprare Filobus a Roma, Finmeccanica in cui si parla appunto, Orsi sarebbe diciamo vicino alla Lega, leggo io non interpreto, l'Usi della Margherita che ha rubato 23 milioni, Maugeri e Formigoni nel PDL che hanno fatto diciamo quello che avete letto, il Montepaschi di Siena che è molto vicino appunto al PD. E ancora la sanità pugliese, ci sono voci su un ex assessore di Vendola, ancora della provincia di Milano, il famoso Filippo Penati, ex sindaco ed ex presidente della provincia, quindi col PD, e la lista va avanti, cioè non ho detto niente di quello che non è, era solo per ricordare che in realtà non è che abbiamo molte scelte, per cui se togliamo diciamo la fantascienza di Grillo, alla fine comunque l'unico partito che possiamo veramente immaginare può dare una svolta è Fare per fermare il declino. Ecco, e allora, non so,
Sì. Prego. Sì. No, io volevo parlare dei numeri di Fare per fermare il declino. Noi siamo nati in fine luglio, primi di agosto, attualmente siamo 70.000 attivisti aderenti sul sito, per cui persone che hanno aderito al nostro movimento, al nostro partito oggi, leggendo il programma, altri 15.000 sono cartacei che a breve verranno inseriti, per cui 80.000 e passa persone che hanno aderito al movimento, non roba da poco in 5 mesi. Dopodiché a dicembre abbiamo deciso di partecipare a queste elezioni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto sì, è bellissimo partecipare alle elezioni, ok, raccogliamo le firme, abbiamo raccolto le firme con parecchie persone che sono presenti anche in questa sala, perciò attivisti eccetera. Firme dovevamo raccoglierne 40.000, ne abbiamo raccolte oltre 100.000, di conseguenza non eravamo proprio così sconosciuti ai più, anche se siamo comunque ancora, a detta di molti, sconosciuti. Oltre a questo ci siamo posti un'altra domanda: adesso come finanzieremo il nostro progetto elettorale, la nostra propaganda elettorale? Non abbiamo soldi? Forse o no? Non abbiamo soldi, benissimo, ci siamo messi le mani in tasca e abbiamo recuperato comunque dei soldini, che non sono pochi. Abbiamo un budget di 2 milioni di euro, attualmente siamo a 1.400.000 euro, tutti i soldi che stanno provenendo dalle tasche di tutti noi che crediamo in questo movimento, in questo partito. Voglio solo dire una cosa, che il PD, tanto per citare un partito che conosciamo un po' tutti, ha 56 milioni di euro di rimborsi elettorali, cosa che noi non vogliamo, per cui sarà una delle prime cose che andremo ad eliminare, cioè il rimborso elettorale. Logicamente noi quando entreremo in Parlamento non lo vogliamo, gli altri partiti continueranno ad averlo e a spenderlo nei modi come tutti sappiamo. Benissimo, questi soldi sono stati raccolti, ci siamo quasi avvicinati al budget, per cui spero che il nostro Alessandro De Nicola non debba mettere mano al portafoglio personalmente per finanziare la campagna elettorale, per cui speriamo che altre persone mettano mano al portafoglio. Ecco. Altri 2 numeri da dire. Siamo cresciuti molto bene in provincia di Treviso, abbiamo qualcosa come attualmente comitati a Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, a Treviso ce ne sono 4, di cui uno Donne per Fare, che non è cosa da poco. Le Donne per Fare domani mattina organizzeranno a Treviso la Ghirada, un evento dedicato soprattutto alle famiglie, perché abbiamo dei punti importanti nel nostro programma, oltre a quello economico, oltre al programma di come risolvere il debito pubblico, la spesa pubblica eccetera, ma anche quello dedicato alle famiglie e ai giovani che vedo presenti in questa sala in modo molto considerevole. Ecco, giusto per chiudere, altri due conticini. Il PD spenderà 16 milioni di euro per quanto riguarda la propaganda elettorale, 13 milioni per il personale che andrà comunque nei seggi elettorali, che farà il gazebo e queste cose. In ultima, per dirvi che anche Monti paga i signori che vanno in gazebo. Noi invece abbiamo degli attivisti che vengono in gazebo, distribuiscono volantini, questo per dire che abbiamo riavvicinato tante persone alla politica che si era allontanata. Io li vedo per strada, di contatto, e questi ci dicono anche bravi, state facendo una cosa molto valida. Giusto per concludere, ieri pomeriggio noi siamo andati all'Università di Venezia, dove il rettore ha invitato comunque forze come il PD, il PDL e Monti, logicamente, perché è vicino probabilmente a Monti, e i grillini. I grillini non c'erano in questo incontro, noi siamo arrivati logicamente non invitati e ci siamo messi a fare una piccola dimostrazione con gli studenti eccetera. Logicamente la cosa è stata gradita soprattutto dalla stampa e dalla TV e noi abbiamo fatto il nostro effetto. Chi era dentro probabilmente un po' meno. Questo per dire che anche il nostro programma per la scuola è un programma importante, perciò i giovani devono credere a questo movimento, a questo partito. Mi fermo perché potrei continuare fino a domani mattina.